richiamano i dispersi, radunano le forze, prende la rincorsa, si lanciano dal ponte e sorvolano i masegni anche il canal, atterra sull'asfalto del piazzale, abbraccia le obliteratrici, inala il gasolio degli autobus. Senti questo, questo si miran, senti che monta me. Si fanno fare la multa dai controllori della CTV, sono senza biglietto, fammi la multa. Ritrovano la quotidiana gioia di sfiorare la morte del pedone sulle strisce. Guarda qui con la 1 bianca, momenti me colpa, fa il giro, ancora fa il giro. Si sparpagliano lungo le strade, dentro i parcheggi, entrano nelle macchine e sui pullman e tolgono le scarpe. Io quelli che cava le scarpe in macchina sua posso capirli. E quei dei pullman che faccio fatica. Venite una sera a seguire la partenza. Sale lenta la lunga coda dei pullman 5 stelle. Vetri a panà. Sul vetro l'urlo di Munch. Ripetuto su ogni vetro come un Munch di Andy Warhol. Aspetta! Tra un minuto è finito l'atto, non buttarmi via l'applauso adesso, tienilo buon fra dopo. Aspetta! Che mi va in straordinario l'orchestra, per piacere? L'unico normale... L'autista. Microfono, maschera antigas. Ripete, messaggio rassicurante. Augurandoci, primo atto vostro soggiorno a Venezia sia stato di vostro gradimento, vi preghiamo di restare ancora seduti al vostro posto in attesa che l'aria condizionata rientri in circolo. Alla fine del Ponte della Libertà, davanti al primo autogrill, l'aria condizionata rientra in circolo. Un urlo sale dai pullman. Terra! Ferma. E a quel punto gente di Seul, di Valdobbiadene, di Saragozza, di Latina, di Civitavecchia, di Londra, di Bonn, di Tokyo si ritrova unita in un comune sentimento di terraferma insieme a quelli di Marghera nei confronti di quelli appena abbandonati dall'altra parte del ponte e costretti chissà magari a restarghe anche de notte. Poaretti